Siamo nello stand del Consorzio Produttori Vino di Merlara e abbiamo con noi il direttore. Merlara nasce nel 2000, quindi è una DOC abbastanza recente, però credo che abbia in qualche modo contribuito in maniera importante a rivitalizzare il sistema produttivo in un'area che stava perdendo qualche colpo e lo ha fatto proprio valorizzando due dei vitigni più originali che il Veneto sa esprimere, la Malvasia e il Marzemino. Lo ha fatto mettendo in gioco tutto ciò che aveva anche dal punto di vista economico, organizzativo, produttivo, e vincendo alcune sfide, aggregando, facendo aggregazione. Infatti lo stesso consorzio sta viaggiando insieme ad altri consorzi veronesi e vicentini come il Soave, il Durello, l'Arcole, quindi fa rete, fa veramente sinergia e questo ha permesso a tutti di crescere. Territorio che perdeva vigneto ha cominciato a rimpiantare vigneto, aziende che non facevano più vite sono tornate a fare vite e direi soprattutto abbiamo in bottiglia in questi ultimi anni prodotti di altissimo livello e mai banali, mai noiosi. In termini di tendenza, lei ha parlato di crescita. Il mercato italiano, i numeri ci sono e non sono molto positivi, c'è una flessione importante nella grande distribuzione per il vino, quindi è un mercato molto difficile, dobbiamo rifocalizzarci su questo mercato perché rimane un mercato strategico importante e credo che il messaggio che parte da Vinitaly sia un po' questo. Attenzione, è vero che vendiamo bene all'estero, è vero che tante aziende stanno marginalizzando molto sull'estero, però non possiamo permetterci di abbandonare un mercato che è stato fondamentale per tantissime denominazioni, per tantissime imprese. Poi le tendenze del consumo sono piuttosto marcate, no? Si cercano vini più immediati, più freschi, più autentici se vogliamo. C'è una fuga dai vini un po' ingrossati, un po' troppo strutturati, abbiamo bisogno di bere qualche calice di più con più serenità e naturalmente che ci avvicini di più a ciò che mangiamo. Se mangiamo leggero beviamo anche qualcosa che ci stia veramente bene. Proprio questo Vinitaly lanciamo un gioco, se vogliamo, si chiama Degusta in 3D, quindi anche il Malvasia Merlara può essere degustato in 3D, proprio per avvicinare di più un consumatore curioso, non banale, che però vuole riscoprire la territorialità. Parliamo tanto di vino, vitigni e territorio, poi non c'è una scheda di degustazione che valorizzi questo connubio. Abbiamo lavorato, la presentiamo a Vinitaly, quindi degusta in 3D, in 3 dimensioni, ed è una cosa molto semplice, quasi se vogliamo anche banale, però credo che colga il segno. Che vino è Merlara, quanto sono stati bravi chi l'ha fatto, quindi in questo caso il gruppo Collis, e quanto mi piace. Lo assaggiamo, quindi origine, stile e valore, e viene fuori subito il risultato.